Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna, prossimi al via i cavalli della prima corsa, l'apertura stagionale riservata a buoni soggetti di 3 anni. In 7 al via 1 Drake, Roberto Vecchione, 2 Donna d'Amore SM, Giampaolo Minnucci, 3 Desnemona Font, Marco Volpato, 4 Demetra MG, Lorenzo Baldi, 5 Drago Capar, Francesco Facci, 6 Daniel Avu, Maurizio Cheli, in seconda fila 7 Dream, Luca Lovera. Prova per cavalli vincitori da 2 a 10.000 euro nella carriera, parte con cautela con il numero 1 Drake, si ritrae dal 6 anche Daniel Avu, parte piano Drago Capar, sbaglia Desdemona Font e si parte con Demetra MG che cerca di scavalcare Donna d'Amore SM, sembra riuscire la mossa a Lorenzo Baldi, prova a tenere le punte di dentro Giampaolo Minnucci ma passa Demetra MG numero a condurre all'imbocco della prima Dream, curva, ha sbagliato squalificato. Dream. Sbaglia anche Drago, sbaglia Daniel Avu, così come Drago Capar, rimangono così in 3, esenti da errore. All'avanguardia Demetra MG, 14,5 per il lancio iniziale. Prova a muovere subito Giampaolo Minucci per vedere che aria tira, corre davanti Demetra MG. E Donna d'Amore SM rimane in seconda posizione a precedere Drake. 29,3 per il primo quarto di gara con Demetra MG che guida ora liberamente nei confronti di Donna d'Amore SM e di Drake. Molto più indietro ci sono Desdemona Font e Daniel Avu. Passaggio davanti alle tribune, una frazione di rifiato in 16 per la curva di sinistra, Demetra MG in vantaggio nei confronti di Donna d'Amore SM e di Drake. Poi Daniel Avu che cerca di scavalcare Desdemona Font il giro, una frazione in 31,9 e se ne va così in 1-1-2. Sposta Drake che va a lato di Donna d'Amore SM, cerca di avvicinarsi a Demetra AMG che intanto si è permessa 1 chilometro in 1.17.1 con un'altra frazione in 16 per la piegata di destra. Demetra MG in vantaggio, Donna d'Amore SM nella sua scia, Drake che intensifica le palate al largo, poi si avvicina anche Daniel Avu che sta facendo uno sproposito dopo rottura in 1.200 passati in 1.32.3 con una frazione in 15.2, Demetra MG in vantaggio, sembra ancora controllare Drake che cerca di sferrare l'attacco Donna d'Amore SM con l'unica opzione open stretch, poi Daniel Avu che si avvicina alla curva conclusiva passata in 15.2 da Demetra MG che è in vantaggio, sposta a largo Daniel Avu, va di dentro Donna d'Amore, Demetra ancora in vantaggio con una di margine su tutti gli altri, Demetra AMG che controlla e vince facile nei confronti di Donna d'Amore SM al terzo Daniel Avu. 29,7 la chiusa, 1.15,8 il ragguaglio cronometrico per il coast to coast di Demetra AMG. Lorenzo Baldi che allena e guida per i colori della signora Angela ha finito il successo nel più facile dei percorsi di testa, scavalcando Donna d'Amore SM a partire, poi controllando tutti i rivali, in particolare Drake che ha provato a dare la puntata al largo nel finale, ma Donna d'Amore SM è ancora secondo, Daniel Avu è terzo, Drake solo quarto. Il successo di Demetra AMG, la prima vittoria della nuova stagione dell'Arcoveggio, è per Lorenzo Baldi e Demetra AMG.